corazza del sangue di Cristo. Potentissima preghiera di protezione e di liberazione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio ed allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo. Manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri. Vieni, Datore dei doni. Vieni, luce dei cuori. Vieni, Consolatore perfetto. Ospite dolce dell'anima. Dolcissimo sollievo. Nella fatica, riposo. Nella calura, riparo. Nel pianto, conforto. O luce beatissima. Invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo. Nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido. Bagna ciò che è arido. Sana ciò che sanguina. Piega ciò che è rigido. Scalda ciò che è gelido. Drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. Dona virtù e premio. Dona morte santa. Dona eterna gioia. Amen. Alleluia. Credo. Io credo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo. Nacque da Maria Vergine. Patì sotto Ponzio Pilato. Fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi. Il terzo giorno risuscitò da morte. Salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Atto di dolore. Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi, e molto più, perché ho offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra ogni cosa. Propongo col tuo santo aiuto di non offenderti mai più e di fuggire alle occasioni prossime del peccato. Signore, misericordia, perdonami. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci nella tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Mio amato Gesù, davanti alle persone della Santissima Trinità, davanti alla nostra Madre del Cielo e a tutta la corte celeste, offro, secondo le intenzioni del tuo cuore eucaristico, secondo quelle dell'Immacolato Cuore di Maria Santissima, tutta la mia vita, tutte le mie sante messe, comunioni, opere buone, sacrifici e sofferenze, unendole ai meriti della tua Santissima Madre e della tua morte sulla croce, per adorare la gloriosa Santissima Trinità, per offrirle riparazioni per le nostre offese, per l'unità della nostra Santissima Madre Chiesa, per i nostri sacerdoti, per le buone evocazioni sacerdotali e per tutte le anime sino alla fine del mondo. Ricevi, Gesù mio, la mia offerta di vita, e concedimi la grazia di perseverare fedelmente sino alla fine della mia vita. Amen. O corazza del sangue del Redentore, proteggimi in tutte le mie vie e battaglie spirituali. Copri i miei pensieri, le potenze e i sensi con la tua armatura protettiva. Rivesti il mio corpo del tuo potere, che i dardi incendiari del maligno non mi tocchino nel corpo o nell'anima, che nessun veleno, incantesimo o occultismo mi faccia del male, che nessuno spirito incarnato o disincarnato mi disturbi. Satana e le sue schiere del male fuggano da me al vedere la corazza protettiva del tuo sangue. Liberami da ogni male e pericolo, o sangue glorioso del Redentore, così che possa compiere la missione che mi è stata affidata e dare gloria a Dio. Io mi consacro e consacro la mia famiglia volontariamente al potere del tuo sangue redentore. O mio Gesù, libera me, la mia famiglia ed i miei cari da ogni male e pericolo. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.